Nico Vascellari, oggi una riapertura, il tuo ritorno a Vittorio Veneto che fa parte di un progetto ben più ampio. Di cosa si tratta? In realtà non abbiamo mai abbandonato Vittorio Veneto con coda lunga, abbiamo organizzato sempre nel corso di questi anni degli eventi, sebbene non nella nostra sede tradizionale, storica, in via Martiri a Vittorio Veneto. Detto questo, abbiamo sentito la necessità di aprire quello che sarà uno spazio temporaneo, sempre a via Martiri, essenzialmente a 2 civici dal nostro spazio tradizionale. L'idea è che questo sia una sorta di anticamera, di preludio di quello che sarà poi lo spazio definitivo. In particolar modo credo sia piuttosto importante il fatto che la strada venga chiusa al traffico, che sarà una delle caratteristiche che il nuovo spazio sicuramente avrà. Ecco, da moltissimi anni si parla della riqualificazione di Serravalle. Come può aiutare l'arte in questo? Io credo che per posti come Vittorio Veneto, indubbiamente l'arte, la cultura, insieme al territorio, per il territorio intendo la bellezza del paesaggio, possano essere debbano essere i fattori sui quali veramente puntare per una rinascita. E in questo senso ho sempre cercato di muovere coda lunga e continuerò a fare così. Qual è il tuo legame con questa città? Vittorio Veneto è un luogo dove torno costantemente, non solo perché è un luogo di nascita, ma perché è un luogo di appartenenza. Sento che buona parte del mio percorso possa essere in qualche modo analizzato anche attraverso l'analisi di Vittorio Veneto stessa e di cosa voglia dire essere nato e cresciuto qui per una persona come me.